Dopo la decisione presa dal governatore Nello Musumeci su Raffadali, Palma di Montechiaro e Sciacca, anche Ribera è zona rossa. Ma in totale in Sicilia la nuova ordinanza del governatore istituisce 4 nuove zone rosse. Oltre alla città delle Arance, in provincia di Agrigento, si aggiungono Serra di Falco in provincia di Caltanissetta, Trabia nel Palermitano e Santa Maria di Licodia in provincia di Catania. L'ordinanza entrerà in vigore domani, giovedì 25 marzo, e sarà valida fino al 6 aprile compreso. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle 4 città e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi da coronavirus registrati negli ultimi giorni, certificato dalle rispettive ASP. Intanto l'azienda sanitaria della provincia di Agrigento nel suo ultimo bollettino registra 74 nuovi positivi, 9 ricoveri e 2 decessi, uno a Calamonaci, l'altro a Palma di Montechiaro. Salgono così complessivamente a 164 da quando è scoppiata la pandemia le vittime del coronavirus. E ad un 29enne straniero arrivato nei giorni scorsi all'aeroporto di Punta Raisi e ora ricoverato all'ospedale di Agrigento è stato riscontrato un mix di varianti. Il giovane di fatto fa parte di uno dei 4 casi osservati in Sicilia di mutazione del virus, tutti di importazione. Si tratta nello specifico di 3 varianti rarissime già scoperte in altri paesi ma non in Italia e una mai osservata su scala mondiale.